Terza corsa dell'Arcoveggio, confronto riservato a cavalli di 4 anni, c'è il ritiro di Cresorab, sono 11, 1 Coffee Mail, 2 Cartier, 3 Castro Watch, 4 Carolina AB, 5 Ciala, 6 Columbus Gaps, seconda linea, 7 Caolirasi, 8 Cenerentola Leo, 9 Cooper GV, 11 Chirac Go, 12 Ciondolo Dippa, favori per Columbus Gaps in chiusura. Macchina che accelera, c'è stato l'errore per Columbus Gaps e così c'è lotta per il comando con tentativo di Cartier di sopravanzare Coffee Mail, operazione che riesce, all'esterno è veloce anche numero 3 Carolina Castro Avi, Walch squalificato, che però rimane all'esterno, mentre in terza posizione serra sotto dalla seconda linea Cenerentola Leo. Completamento dei primi 350 metri di gara, il quarto iniziale in 31,3. Situazione invariata dopo 500 metri con in vantaggio sempre Cartier, in seconda posizione rimane Coffee Mail. Ora la terza ruota per Cenerentola Leo che va a sopravanzare Carolina Avi. E così si porta a ridosso di Cartier quando siamo al completamento dei primi 800 metri di gara. A contatto Coffee Mail, in terza posizione lungo la corda è sempre Ciala che precede Kaol Ila Si. Cavalli al completamento degli 800, un parziale in 32,2, 32,5 scusate, chilometro che se ne va nell'ordine del 1,19,3. Insiste all'esterno Cenerentola Leo, Coffee Mail sempre a contatto, poi Ciala. Paletto dei 400 metri finali con offensiva ancora di Cenerentola su Cartier che si difende, a contatto Coffee Mail, poi Ciala all'esterno e Cooper GV. Completamento della curva finale, ancora in vantaggio Cartier. Coffee Mail aspetta l'open stretch, a centropista ancora Cenerentola Leo che è vigoroso all'esterno ma si getta di galoppo e così passa in vantaggio Coffee Mail. Nel finale Coffee Mail che vince, mentre per il secondo finisce forse ancora Cartier su Ciala, ma c'è anche in questo caso da verificare l'arrivo, la foto probabilmente fra i due. Il successo invece per Coffee Mail che in open stretch passa nel finale. Nicola Del Rosso in sediolo per conto di Maurizio Cheli e della scuderia Taormina Forever. Per il secondo posto invece arrivo molto stretto con Cartier e Ciala che finiscono praticamente sulla stessa linea, forse rivedendo le immagini ancora un minimo di vantaggio per Cartier, ma sono molto vicini i due, quindi potrebbe anche essere un pari merito, potrebbe anche essere un DD per il secondo posto. La vittoria invece per Coffee Mail e Nicola Del Rosso.